Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata, una puntata all'insegna della mancanza, la mancanza di Ilenia Lazzaro che non c'era in quel di live. Però sono qui oggi, buonasera sì, a tutti. però ci mancavi, lo so. Ne parleremo. Anche voi mi mancavate. Immagino anche tanto, perché questa sera voglio parlare non soltanto del Trofeo Triveneto, ma se il Trofeo Triveneto è importante all'interno di una situazione anche del Giro d'Italia e di altre concomitanze. È importante quando non c'è nulla, allora tutti vengono, o è meno importante quando ci sono altre gare. Mi piacerebbe capire queste Oggi ne altre parleremo. Poi io ringrazio anche Andrea Pozzato, il quale Buonasera. qualche tempo fa ci ha detto che tu le facevi tutte quelle del ciclocross, Sì. hai mantenuto la parola. Sì. Ti piace così tanto? Sì, mi appassiona sempre di più. Sempre di più, vero? È uno che gli appassiona tanto e che io ho detto anche nell'intervista, poi la vedremo più avanti, quello che porta il sigillo della multidisciplinarietà è proprio Moreno Marchetti, al quale io tributo un Buonasera. grande applauso. Anche tu stai facendo pista, hai fatto pista, la fai molto bene, io di te vedo delle cose, guarda, poi ne parlerò con la Ilenia, no? Io per te investirei molto per la pista, però stai facendo il ciclocross. Sì, il ciclocross lo faccio da quando sono esordiente e ogni anno mi piace sempre di più. Sempre di più, ma non fai una fatica, non so, il tuo direttore di squadra non è che dice ma fai fatica, poi non va bene, Ma dicono che bisogna fare la pausa la facciamo più avanti. ma stai attento, ma se capiterà che quando passerai junior, perché il prossimo anno sarà così, ti proibiranno di fare o la pista o il ciclocross o tutte e due, Là si vedrà. si vedrà, però lasci una porta aperta, cioè nel senso se ti diranno o così o pomì, sarà una scelta dolorosa. Una scelta dolorosa. Volevamo affrontarla questa cosa qua. Io ringrazio anche Riccardo Jorge Menes, ti chiamo Jorge, va bene? O Sì, Riccardo, sì. come preferisci tu? Sì, Tu guarda. fai il ciclocross perché sei amico di Moreno o perché anche a te piace? No, mi piace, ho iniziato a fare ciclocross l'anno scorso e mi è piaciuto molto e ho deciso di farlo anche quest'anno e più o meno adesso sta anche andando abbastanza bene. Ti piace? Allora, io ho sentito 3 mi piace, no? Sì. Il 3 mi piace, Ilenia, vuol dire che gli piace. È una Ma è scelta. ma è una disciplina comunque che è una disciplina Io voglio capire divertente da il te. ciclocross. Sì, ma io voglio capire da te che sei più esperta di me di biciclette. Dimmi, Nella vita reale, se a me piace una cosa, io la faccio. certo, Scelgo, Certo. perché la persona matura sceglie. certo. Facciamo una trasmigrazione, noi andiamo poco prima di X Factor, ma non perché temiamo X Factor, anzi volevo quasi quasi andare in concomitanza per fare più audience, no? Noi per portare via pubblico, a parte la battuta. Là iniziano dei ragazzi, iniziano e sono normalissimi, come questi ragazzi che noi vediamo, le ragazze ancora di più, normali ragazze che tendono a far vedere quello che valgono con la loro voce. Esatto. Man mano che passano le puntate vediamo dei trasformismi che a me inquietano. Io un giorno vorrei fare una puntata con una psicoterapeuta. Perché mi inquieta? Perché non sono più quelle che abbiamo visto, che abbiamo conosciuto, Sono dei prodotti che commerciali. sono loro, ma sono qualcosa di diverso. Sono dei prodotti commerciali. Quando E- questo viene a mancare, queste persone che sono là e sono diventate diverse e molto probabilmente si piacciono anche di più, tra virgolette, dimenticano quello che erano e là subentrano i problemi. Questo lo dico in virtù del fatto che lui mi ha detto un domani sarà una scelta dolorosa. Se a me piace fare la pista, viva Dio, o il ciclocross, ho capito quando poi diventeranno padri di famiglia faranno come i franzoi, dovranno scegliere, ma là sarà una cosa diversa. Ma ancora gli juniores, cerchiamo di farli andare esattamente per una Ma strada. lì infatti poi sta il problema del ciclismo di adesso, quando i ragazzi di 17-18 anni, magari quelli con temperamento, come ero io all'età di 17-18 anni, che si imponevano, dicevano no io voglio fare questo, passano come quelli rompiscatole, no?
perché l'abbiamo sempre detto e secondo me io continuo a pensarlo, che il calo di junior nel ciclocross è perché i direttori sportivi sono stanchi di portarli in giro anche d'inverno. Io sono convinta di questo perché se andiamo a vedere gli juniores, gli under che vengono al ciclocross, non hanno tanti direttori sportivi dietro, hanno i genitori dietro. E allora, se un ragazzo ha voglia di fare, e allora se ha la famiglia dietro ben venga, ma se no, secondo me, perché no, negargli la possibilità magari di diventare qualcuno? Quante volte l'abbiamo detto che piuttosto di essere il 1000° su strada non è meglio essere nei primi 10 nel ciclocross? Ma questo è fuori discussione, e l'emblema è proprio il trofeo Triveneto che sta esportando proprio questo. Una domanda che mi viene è quella di dire, vabbè, quando arrivi ad essere Enrico Franzoi potrai decidere dove fare, che gara fare, eccetera. Lui ha scelto la sua strada e ha fatto benissimo che così mantiene la propria famiglia, che parliamo anche del diritto del lavoro. Certo. Cioè il diritto del lavoro è ognuno, almeno la Costituzione dice che ognuno deve fare quello che è secondo le proprie indole, secondo la propria passione, quindi è un diritto. A me piacerebbe che questi ragazzi cominciassero a pensare ai loro diritti, nel senso che se a me piace fare questo, anche in proiezione di un futuro, essere comunque salvaguardati. E non sempre succede così. Diciamo, l'abbiamo detto anche quella volta che è venuto Paolo Garniga qui, l'ha detto anche lui, che si parla tanto Che salutiamo caramente. che lo salutiamo, di multidisciplinarietà, però in effetti qui in Italia la multidisciplinarietà È solo a parole. è parole, perché comunque, allora, bisogna partire dal presupposto che sono dei ragazzi, non sono delle macchine, quindi è giusto che si fermano, non si possono vedere tutto l'anno, questo bisogna capirlo, però io sono dell'idea che ben ponderata si può fare. Nel ciclocross, adesso vedremo, ci sono Croce e Delizia, tra poco manderemo le immagini degli esordienti e degli allievi, intanto abbiamo anche lì assistito a Lives, la gara dedicata ai giovanissimi, tanti ci chiedono non fate vedere i giovanissimi, li facciamo vedere mentre ne parliamo, perché è una mia indicazione, anche se volete, è una mia responsabilità. Mi piacerebbe che i giovanissimi, insomma, non li acclamassimo col primo, secondo e terzo posto. Anche perché dal 1° gennaio saranno esordienti E del primo anno loro... e lì avranno lo spazio per la loro gara. In questo Esatto. momento i giovanissimi fanno i giovanissimi. Esatto, e noi teniamo a dire Noi pensiamo questa così, cosa. se non vi va bene guardate un altro canale, scusatemi, ma è Se così. ci sono va bene. No, detto questo, volevo farti una domanda. Ma Stibar ha acquisito dei punteggi grazie al ciclocross e ha trovato un accadimento anche su strada, non abbandonando il ciclocross, perché credo che i mondiali li faccia. Beh, dipende dagli anni, però ci sono degli anni dove li ha fatti, magari dipende sempre dagli obiettivi stagionali, però è un atleta che durante l'inverno minimo 4-5 gare grosse le fa. Quindi Bene, poi dopo rimandiamo alla seconda tranche di questa trasmissione in studio per parlare di un altro interrogativo, ma subito dopo gli esordienti. Secondo anno donne esordienti, allievi, primo e secondo anno donne allieve. Via la clip. Bene, dalle immagini vediamo quasi una bella giornata a Lives, zona sportiva Galizia, dove prende il via la prima prova di giornata, quindi vediamo interpreti gli esordienti maschi e femmine. Questa prima gara chiaramente riesce a coinvolgere tantissimi ragazzini e questo è positivo, visto anche le concomitanze. Allora, Ilenia, c'era una doppia mandata, Assisi e il trofeo Triveneto, poi discuteremo casomai anche in studio sulle possibilità che potrebbe dare questo ciclocross un po' più unito, un po' più coese, tanto vediamo già la prima partenza di tanti esordienti. Beh, quello sicuramente, una cosa positiva è che c'erano parecchi esordienti ad Assisi e parecchi esordienti anche al trofeo Triveneto. Questo denota che probabilmente i ragazzini sono veramente tanti e secondo me mantenere queste gare per le categorie giovanili quando ci sono delle concomitanze non è un problema. Il problema, andremo a vederlo, sarà sulle categorie agonistiche UCI, quelli un po' più grandini. Però qui diamo la possibilità a questi ragazzini magari di non fare delle trasferte molto lunghe e di comunque accelerare la forma in vista di primi appuntamenti grossi. Poi chiariremo in studio diciamo così, la fruibilità del trofeo Triveneto, che serve anche al commissario Tecchino Scotti quando ci sono dei buchi. Ecco, maggiore dignità anche da parte di coloro che investono un po' di soldini, di avere qualche soddisfazione in più e non trovarsi con pochi atleti, specie nelle fasce più importanti. Più importanti perché parliamo di elite e quindi open. Detto questo, guardiamo questa bella gara dove abbiamo visto già che comunque qua il
il divario dei big sono quelli, insomma, dalla valle abbiamo Toccoli, Carpene, sempre lì davanti. Cover, Polano sono sempre quelli davanti, un po' più indietro Fontana, la Pauletto oggi cerca già di staccare la Toffanina e la Botton. In questo tipo di percorso, già un primo percorso con il fango, che questo veramente è fango, rispetto ad esempio a Bolzano dove le categorie giovanili hanno corso con il bel tempo. Qui non piove, però vediamo che le piogge dei giorni precedenti hanno reso il terreno molto molto pesante. Anche quest'anno è esondato quel piccolo ruscello che proprio transita attraverso il percorso, un percorso cambiato rispetto allo scorso anno. Non so se sia bene o male, per lo scorso anno c'era un bel rettilineo, qua vediamo che invece tra poco vedremo le immagini dell'arrivo che è leggermente un po' soffocato, pochi metri per dare l'abbrivio, anche un'eventuale volata. Questo hanno deciso gli organizzatori, bene hanno fatto. Secondo me, ti dico, io lo vedo da fuori, mi dispiace non essere stata qui, io ero ad Assisi, però ripeto, molto bello, mi piace questo percorso nuovo e soprattutto è un percorso che è fruibile anche e soprattutto se venivano le esondazioni, cosa che l'anno scorso gioco forza gli organizzatori sono trovati a tagliare dei pezzi di percorso, in questo caso hanno corso tutti dai giovanissimi fino agli elite, quindi lo approvo questo percorso, bello, ho visto che ci sono i soliti meleti, c'è anche, guarda che bella questa immagine, anche qua esportiamo un po' il Sud Tirol, le mele con Zaccaria Toccoli e Samuele Carpene che cercano appunto il successo e vediamo siamo ormai veramente in dirittura finale e abbiamo visto che ha vinto Samuele Carpene su Zaccaria Toccoli, quindi Tommaso Dalla Valle, Leonardo Cover, Gioele Polano, Giovanni Sergiano, Filippo, questo è Sergiano, adesso dovrebbe arrivare anche Filippo Fontana, eccolo qui, il piccolino Ci scusiamo Fontana. per le immagini perché Carpene c'era qualcuno che ci ha proprio completamente oscurato l'immagine e succede tra poco. Ma lo ci vedremo saranno altre poi volte. comunque le interviste, aspettiamo nel frattempo anche le ragazze esordienti per andare poi a vedere il duello fra la Pauletto e la Toffanina e la Botton, che sono poi quelle che si stanno giocando questo trofeo Triveneto, e eccola qui, è proprio lei, la Denise Pauletto, che va a vincere sulla Martina Toffanina e la Marica Botton. Quindi vediamo adesso questa ultima volata, facciamo vedere tutte le immagini possibili. Certo che tante volte bisogna stare attenti a coloro che attraversano al momento meno opportuno la strada. Non l'hai buttato giù per forza. No, ma non l'ho fatto apposta, comunque chiedo scusa a tutti e la prossima volta cerco di stare più attento, però non l'avevo visto. Ah, tu secondo classificato, sta maglia è dura, eh? La prima gara è tutta colpa della prima gara, comunque è una bellissima gara, il fango l'ha resa molto più tecnica e dura da spingere. Sì, oggi primo, anche se il percorso non si addiaceva alle mie caratteristiche. Bello anche il percorso, piano, però dai, era bello. Credevo di non aver vinto perché era suonata la campana, volevo alzare le mani, però dopo ho saputo di aver vinto, perciò sì, dai. Finalmente conquisti il primo posto. Sì, finalmente, dopo molto tempo, da molte gare, sono riuscita a prendermi questa maglia ed è molto importante per me. Seconda gara di giornata, qua vediamo impegnati gli allievi maschi, primo e secondo anno, e le donne. Qua abbiamo sempre i soliti, mancano gli illustri, tipo Bassani oggi qua non c'era. E non c'era neanche De Bellis, che tra l'altro ha fatto un ottimo piazzamento Secondo posto, sì. al Giro d'Italia, in un percorso che ti assicuro era un percorso dove bisognava solamente guidare, quindi il fatto che un De Bellis arrivi davanti in un percorso del genere, dove magari può essere più avvantaggiato un Bassani che viene dalla mountain bike, denota che il ragazzo sta crescendo molto bene. Qui siamo invece a Lives, quindi abbiamo visto partire gli allievi secondo anno, gli allievi primo anno e le ragazze allieve. Anche qui ci sono comunque in gara quei ragazzi che hanno già accolto anche dei podi importanti come Andrea Pozzato, ad esempio Moreno Marchetti. E quante allieve? E tantissime allieve, esatto, siamo più di 25 allieve anche qui. Ad Assisi ce n'erano un'altra trentina, quindi anche le donne allieve quest'anno saranno tante. E anche qui la Betz, la Camatta e la Borghesi cercano ovviamente di approfittare del fatto che non c'è la Sara Casasola. Qua abbiamo un Moreno Marchetti
diciamo così, scatenatissimo. Davanti invece abbiamo un grande Pozzato che sta dettando un po' la legge, ma diciamo, la notizia di giornata è un Moreno Marchetti che si sta difendendo alla stragrande, quindi vuol dire che il triatleta, perché lui fa strada, pista e anche ciclocross, sentiremo poi dalle interviste, a lui piace andare in bici. E vediamo quest'ottima pedata di Pozzato. Noi contiamo che quelli che ci sono vincono e non si deve mai dire perché mancava questo, mancava quello. Assolutamente. Lo sento anche soltanto perché... nel ciclismo, perché mancava questo. Ma allora, nelle categorie elite mancava Stibar, ma cosa vuol dire? E allora, Milan e Juventus, ma se giocava contro l'Udinese vinceva, ma non giocava contro l'Udinese. Esatto, ma poi ogni gara a sé stante, poi stiamo parlando comunque di ragazzi che non è che nelle altre gare arrivano ultimi, Cioè, Croce e delizia del ciclismo. Pozzato è arrivato secondo anche a Vo, quindi le stesse allieve, insomma la Betz, la Camatta, la Borghesi è lì per lì a pari merito con la Casasola, quindi una ragazzina che è sempre davanti. Ovviamente in questo caso poi il percorso farà la differenza, perché andremo a vedere se riuscirà la Borghesi a conquistare questa vittoria che gli manca oppure vincerà qualcun'altra. Ecco, un po' di polemica su Tommaso Dalla Valle che pare abbia spinto un ragazzo, io conosco Tommy e so che non l'ha fatto apposta. E poi dopo comunque, anche qua, voglio dire, qualche spallata ci può stare, si cresce. Ci sta, ma poi si cresce allora anche. L'importante è non farlo per principio, no? Certo. Ma può succedere, poi specialmente in questo tratto, vedi in questo tratto dove è parecchio viscido, se uno prende il canalino sbagliato scivola, quindi ci sta che per stare in piedi deve cercare un po' di prendere la testa della corsa. Quindi abbiamo ancora visto Pozzato, dietro c'è Roland Turner, Marchetti, Filippi e Menichetti, questi sono i primi 4 degli allievi del secondo anno, mentre Pietro Boni in questo caso tra gli allievi del primo anno è in testa su Rigo, Dalla Vecchia e Rizzo. Mi ha stupito Pietro Boni. Ma ovviamente questi ragazzi magari sono anche più abituati col fango, perché comunque vengono dal Bellunese, dove magari le temperature e anche, diciamo, le condizioni atmosferiche non sono uguali come da noi, insomma. Certo. Letizia Borghesi è lì che cerca in tutte le maniere di prendere punti preziosi per la sua maglia, con la Betz, la Camatta e la Pirrone, sono queste le prime. Cambio di bici anche per Pozzato, vedo però che non cambiano tutti i giri, quindi deduco che il percorso era più drenato rispetto sicuramente all'anno scorso. Bello questo tratto da fare a piedi, ci vogliono le tavole, lo diciamo, mi sono molto ramaricata a non vedere neanche una tavola nella prova del Giro d'Italia, perché è ciclocross, quindi ragazzi, le tavole qua stiamo ci parlando sono. del Trofeo Triveneto e quindi credo che comunque esportare le eccellenze di coloro che organizzano, insomma, è il Trofeo Triveneto. E allora vogliamo dire che comunque è il trofeo più importante d'Italia, perlomeno uno tra i trofei più importanti d'Italia. Dalle immagini vogliamo esportare anche l'Aives, vicino a Bolzano. Parliamo del Trentino, Dolomiti, per coloro che ci guardano dalla Puglia, perché tanta gente nel meridione adora le montagne. Esatto. Ecco, questo è un piccolo scorcio di quello che può essere intanto i vitigni, intanto anche qua i meleti, ma esatto. soprattutto quello che è la panoramica. Ma la panoramica è splendida, e poi correre in questo paesaggio secondo me anche motiva gli atleti, no? Andiamo a vedere l'arrivo di Andrea Pozzato, contentissimo, felicissimo. Dopo il secondo posto di Vo, per lui la vittoria, secondo è Roland Turner, quindi terzo Moreno Marchetti. Un grande applauso veramente. Quindi Leonardo Filippi, Menichetti, Pizzolato, Compsaler, Polo e Mesles, scusate per la mia pronuncia tedesca un po' schifosa. Pietro Bona abbiamo visto vince tra gli allievi al primo anno su Simone Rigo, Matteo Dalla Vecchia, Nicola Rizzo. E qua vediamo che purtroppo anche qua ce la siamo quasi persi. Anche qua L'abbiamo abbiamo fatto vedere, non perso. è colpa nostra, noi vorremmo riprenderli tutti. Carpene me ne perdonerà, ma se ci imballano la telecamera possiamo fare. Esatto, però riusciamo a prendere la Giulia Betz che riesce a vincere su Ludovica Camatta, Elena Pirrone, Alessia De Bellis e Letizia Borghesi, che prende però dei punti importanti per essere leader del Trofeo Triveneto, quindi la maglia sarà sua. E poi adesso, ci sono modi diversi di arrivare, certo, quindi è bello far passare anche poi tutti quanti i ragazzi che si sono adoperati oggi per far sì che a Live ci sia uno show. E chiediamo veramente agli organizzatori, stiamo attenti a non attraversare quando è il momento dell'arrivo, però è come dire, vietare al tifoso l'azione che porta al gol, e quindi qua è la stessa cosa, vietare al tifoso, vietare all'appassionato il momento clou. La Borghesi. E quindi anche lei conserva la maglia, ma adesso andiamo con le interviste.
Ti avvicini la maglia, però la vittoria è stata strepitosa e hai mantenuto la parola. Sì, dai, sono riuscito a fare la differenza sin dal primo giro, poi sono andato via regolare. Il percorso mi piaceva perché c'era sì da spingere, ma i rettilini non erano molto lunghi e sì, sono riuscito finalmente. Per quanto riguarda questo ciclocross, il testimonial principale della multidisciplinarità sei tu, perché Moreno fai pista, strada e anche ciclocross e oggi una terza posizione assoluta. Sì, il mio primo vero piazzamento da quando faccio ciclocross, sono contento e adesso sono anche molto più motivato per le prossime gare. Ma come mai fai tutte e tre le discipline? Diciamo che mi piace fare tutto il ciclismo, che sia strada, pista o ciclocross, vado a una bici. Andrea, bellissima vittoria. Sì, ha tanto tempo che l'aspettavo. E quindi? Sono felice, tanto felice perché anche per la squadra è un onore. Non c'è maglia, però insomma la soddisfazione del secondo posto è importante. Sì, molto importante. Pensavo andasse un po' meglio, ma è andata bene lo stesso. Che percorso è stato? Beh, è un percorso molto difficile, ho fatto una caduta, per fortuna niente di grave, ma è andata bene così. Faccio i complimenti al mio compagno di squadra che ha vinto e a Simone. Una bella vittoria, anche nei maschi, insomma i cicli della Rosa stanno dettando legge. Sì, dai, con buon allenamento e mettendoci un po' di testa riusciamo a fare buoni risultati, poi pian piano arrivano. Sì, ma tu ogni tanto la guardi questa trasmissione? Sempre. Maglia, conservi una gara tecnica oggi, non potevi spingere molto. Mi dispiace perché la gara era anche dura, però non stavo tanto bene, avevo mal di schiena e purtroppo oggi è andata così. Sono i primi freddi. Sì, oggi è cambiata la temperatura, però purtroppo non sono andata tanto bene. Ben rientrati in studio amici sportivi e soprattutto appassionati di ciclocross. Nell'intervista abbiamo sentito un certo Moreno Marchetti che ha detto pista, strada o ciclocross, base sia una bicicletta. Hai detto una cosa che sembra una banale e invece è bella. è una genialata. I Sì. bambini quando giocano a pallone, qualsiasi campo va bene, datemi un pallone. Sì, io penso che cioè, a me piace fare ciclismo in generale, mi piacerebbe fare anche mountain bike da unire, provare nuove esperienze, però a me basta avere una bici e divertirmi, perché sopra la bici mi diverto. Che sensazioni ti dà la bicicletta? Non so, libertà, contatto con la natura, non lo so. Che emozioni provi un velocista, perché sei un velocista, che emozione prova un velocista a fare il ciclocrossista, che non vai a medie esasperate, ti gusti anche forse il vigneto, la mela, non lo so. Sì, è un po' diverso, è anche più difficile, però cioè, io mi diverto a correre anche con i miei colleghi, anche su Senti che ti fa male alla pista fare il ciclocross? Alle gambe, alla tua testa, pensi che ti possa... No, io non sento, cioè quando a gennaio ricominciamo gli allenamenti su strada sono tutto ok. Tutto ok. Allora Andrea, tu invece ieri hai dimostrato di avere una grande forma e noi siamo felici. Siamo felici perché un po' ti abbiamo battezzato in questa trasmissione, no? E quindi sei uno dei protagonisti in qualche maniera dove noi teniamo in maniera particolare, tenendo a tutti chiaramente. Ieri che hai vinto tu. Beh, finalmente, ho rotto il ghiaccio. Ecco, noi non vogliamo rimarcare il fatto manca Tizio Caio, lo vogliamo rimarcare adesso per non farlo mai più,
perché in cronaca con Lilini ho detto, ma se si gioca Juventus-Udinese o Juventus-Milan, non si può dire se c'era l'altra squadra, sarebbe stato, è chiaro che sarebbe stato un altro risultato, ma non c'era quella squadra, quindi conta il risultato del momento. Quindi hai vinto tu senza nessun tipo di discussione. Sì, sono stato molto contento anche perché era la mia prima vittoria della mia vita. E quindi, addirittura? Sì, quindi... Questa sera apriamo una bottiglia della tua vita. Che emozioni hai avuto? Moltissime. Beh, già il primo giro ero riuscito ad andare via. Poi però non ho voluto farmi prendere dall'ansia. Ho continuato a regolare. Sinceramente lo sapevo molti tempi, quindi avevo paura che ritornasse. Cioè, l'ansia Moreno. perché dici... Moreno, cosa? Cos'era l'ansia? Il fatto di poter no, perché magari ho pensato che l'ultimo giro potesse ritornare Moreno, ma sì, dopo. Andava troppo forte. Però, scusami, No, tu confermo. dirai che sono No, cuore. Io vado via. No, ma è così. A me Guarda commuove. che io ti confermo che, a parte che io sono convinta che l'Aimes se lo ricorderà a vita, come io mi ricordo ancora la prima vittoria che ho fatto nel ciclocross, guarda, me lo ricordo anche se sono passati tanti anni e riesco a capire quello che dice, perché anch'io l'anno scorso, che venivo da 1 anno e mezzo che non avevo vinto, ad Asiago per me l'ultimo giro è stato infinito. Cioè nella mia testa girava se foro, se cado, se mi viene sotto, è così. Perché purtroppo il ciclocross alla fine, per uno che guarda è bellissimo perché il risultato può cambiare da un momento all'altro. Ti faccio un esempio. Al Giro d'Italia ieri la Elena Valentini ha perso la vittoria e la maglia agli ultimi 5 metri dopo aver fatto una gara sempre davanti al sola. L'Arzuffi è rientrata all'ultimo giro, l'ultimo pezzo, ha fatto la volata, ha vinto l'Arzuffi. Infatti il crossista, magari lo spettatore dice che figata, questi combattono eccetera, fino all'ultimo momento non si sa, però il crossista in effetti si è davanti da solo, sta un po' anche in ansia. Beh, insomma, prendiamo la prima vittoria di questo ragazzo che noi siamo veramente contenti. Invece ti chiamo Riccardo. Okay. Tu che emozioni hai avuto? È stato divertente, ma potevo fare meglio. Perché subito al primo giro mi sono staccato un po' troppo e non sono più riuscito a riprendere quelli davanti. Stai facendo esperienza però? Sì, sto facendo esperienza ancora. Non vado ancora benissimo, ma miglioro. Non ti pesa la domenica alzarti presto, tante volte l'incognita del tempo, non so, il freddo, la pioggia? No, vado molto volentieri perché mi piace farlo e non... Chi vi accompagna a voi? Ci accompagna sempre Graziano. Graziano lo conosciamo tutti, ci accompagna sempre e le sono grato che ci aiuta sempre, è sempre con noi, non manca mai una domenica, è molto... Lo stesso vale per te Moreno, credo, vero? Io ho sempre detto che Graziano è il miglior direttore sportivo che c'è. Ma a parte il direttore sportivo, io mi ricordo quando giocavo a calcio che quasi la figura dell'allenatore era una figura che in qualche maniera non sostituiva, ma mutuava il papà. Era l'amico, il confidente, gli portava il rispetto, per cui non è che era l'amico, diciamo così, a tu per tu, era un amico importante con il quale tu ti potevi confrontare come non avessi fatto col tuo babbo, però era una persona, un punto di riferimento importante che te lo portate per la vita, credo. Sì, perché Graziano comunque, cioè lui fa tutto, lui ci porta via, ci aiuta, ci dà i consigli, ci pulisce le bici, non vi fa mai ci mette i numeri. Poi il sabato sera magari vai a farti i massaggi da lui, quindi ci parli, ti chiede come stai, se sei in forma. Quindi... C'è un contatto così bello, così pulito. E per te invece chi è che ti porta? Beh, mi porta mio papà. Come diceva lei? Sì. Però dai, ci vuole uno stacco anche per Giancarlo, dai. Beh, immagino. Sì. Beh, insomma, questa è la realtà delle cose, questa è la vita. Cioè, voglio dire, noi stiamo parlando dei fenomeni, hai capito che poi dopo 2 giorni ce li riscordiamo, qua è la vita proprio. Ma il ciclocross abbiamo sempre detto che è scuola di vita, io penso sia una delle discipline più dure nel mondo del ciclismo, una delle più povere, però è povera solo di soldi perché alla fine di idee. Ma neanche di idee, guarda, secondo di idee, me io ce credo. ne sono anche di idee. Forse è più povera di soldi perché non ci sono i soldi che girano al Giro d'Italia, su strada, eccetera, però è la più ricca di valori. Questo io ho fatto tutto.
Mi manca solo il downhill, ti assicuro che è la più ricca di valori. Io sono convinto, e guarda, sono testimone, ormai è 15 anni che facciamo anche noi il ciclocross, lo riprendiamo, lo raccontiamo come lo vediamo, senza mai né aggiungere né togliere nulla. Ogni tanto però mi piace arricchire questa trasmissione con qualche polemica, ma non perché io sia un polemico di natura, perché quando io credo in una cosa mi ci dedico, no? Però quando io vedo delle cose tipo andiamo al Trofeo Triveneto, e tante volte le taglio quelle interviste, devo dirti la verità, anche di persone importanti che dicono è stato un buon test di allenamento, allora io credo che sia sbagliato, perché non vai al Trofeo Triveneto, vai con lo spirito di allenamento, però la comunicazione secondo me è molto importante. Certo. Allora se io dico vado con spirito di allenamento, io credo che gli sponsor che tirano fuori i soldi, compresi noi, non andiamo per allenamento. No. Lo sponsor non tira fuori i soldi perché gli va da allenarsi. Se ne ha un par de ciuffoli, i sordi sono sordi. Posso dirti, la frase per l'allenamento secondo me è una pazzesca, ma posso dirti perché? Perché uno che vince che è lì davanti, non è là per allenarsi. Ma lo fanno gli atleti, io parlo di dirigenti anche, ma parlo anche e soprattutto che l'allenamento può essere adesso il Trofeo Triveneto, poi dopo diventa allenamento anche il Giro d'Italia, perché in virtù di cosa? Del campionato italiano. Il campionato italiano diventa spesso nella comunicazione un bel test di allenamento per gli europei o per i mondiali. Allora poi dopo il mondiale diventa un test di allenamento per la stagione successiva. Allora alla fine ci stiamo a cazzeggiare, cioè allora non facciamo più niente, perché per allenarsi insomma ci sono i campi di patate, non rompiamo le palle a nessuno, facciamo risparmiare anche dei soldini. È un problema di comunicazione. È un problema di comunicazione, io credo che sia questo. Voi avete capito cosa ho detto? Non è che ho detto una cosa, Andrea? Sì, ho capito. Quando voi andate per vincere. Sì, anche perché quando sei davanti è inutile dire che si è andati tanto per andare, bisogna sudare. Vai per allenare, perché è una partita importante, Moreno. Sì. Anche tu vai, mica pensi lo faccio per allenamento perché poi per la pista, no? Perché ieri hai detto mi ha dato morale. Sì, perché comunque per lui era la sua prima vittoria, per me era il mio primo podio da quando faccio ciclocross, quindi anche per me è stata una bella emozione. E per te è lo stesso. Vuoi arrivare una volta un po' anche su un podio. Noi te lo auguriamo già da domenica prossima. Ci proverò, migliorando si riesce. Io non sono al loro livello, però si migliora. Si migliora. Questo è migliorarsi. Mica devi migliorarti rispetto a, ti migliorerai rispetto a te stesso. Sì. Ma tutti lo fanno, io, lei, chiunque. Bene. Finita sta filippica, scusami. No, vabbè, ma ci vuole. No, ma io parlo di comunicazione. No, quando bisogna mettere i puntini su i... Ma perché mi metto nei panni di coloro che hanno, anche per fare questa trasmissione, poco, tanto, non guardiamo, ma per il carrozzone, sono soldi, merita rispetto il Trofeo Triveneto per la gente che va. Io mi viene in mente, Christian, che va là e si smazza parecchio per Salvador, per Polo, per la Rigoni, per la Nordway, per l'SMP. Loro non tirano fuori per allenamento, i soldi non si tirano fuori per allenamento. Ma è vero, ma io penso, e qua lo ripeto, lo parlo da Scratch e parlo anche da dentro l'organizzazione del Trofeo Triveneto, che noi ci stiamo mettendo il massimo e le critiche ci saranno sempre, però io sto vedendo un bel Trofeo Triveneto. Sono contenta del gruppo di lavoro, siamo un gruppo di lavoro e quando ti dico mi siete mancati, è vero, perché io ero in viaggio per venire a casa e nonostante avessi la mia collaboratrice che era all'Ives, io ho chiamato 30 volte Bigliani perché io volevo che il lavoro venisse fatto bene, però, anche se non c'era. Cara Elenia, è inutile che ci devi menare il camperlaia, tu domenica prossima, tanto diamo l'appuntamento a Orsago. Abbiamo invitato noi quelli di Orsago per venire. Invitato, ci dispiace che non sono venuti. Però insomma noi l'invito l'abbiamo mandato, che è giusto che sia così. Ecco, domenica tra l'altro è un appuntamento importante perché assegna le maglie di campione regionale Veneto. Valgono? Ma non valgono per la classifica top class. Andremo a spiegare casomai dopo perché è ora di lanciare il prossimo servizio con Juniores fascia 1 e scusate, Juniores donne tutte e fascia 2. Ha sbagliato, così impara. Non puoi tagliarla? No. Aspetta un attimo, Laura, aspetta. Bellissima questa qua. Cavolo, come se fossimo in diretta, Non è giusto, ma perché? L'altra volta mi avete messo che ballavo a tradimento.
No, Ma chi è che l'ha vista la puntata della scorsa settimana? l'hanno vista tutti perché l'hanno vista anche in Puglia, ti ho Voglio detto dire. sta cosa. Vai. Torniamo con la terza gara di giornata da Lives, zona sportiva Galizia, 7° trofeo Città di Lives. Qua vediamo al nastro di partenza juniores, quindi donne tutte e fascia 2. Anche qui un buon numero nonostante la concomitanza, quindi anche questa gara mantiene le eccellenze con la Giulia Dal Pozzo, ad esempio la Anna Oberparleiter, che hanno scelto di, giustamente avendo buone possibilità di Io giocarsi voglio il più podio. bene la Oberparleiter che di te oggi, Lo so, però io purtroppo qua sono indietro, dall'altra parte sono un po' più avanti. Vuol dire che il trofeo Trinete è più importante, cara Ilenia. Vuol dire che io corro un po' ad alternanza, faccio delle gare belle e alcune schifose. Detto questo, sono partiti gli junior, abbiamo visto Bondavagli e Zanella subito davanti a far gara a 2, quindi come l'abbiamo visto anche in precedenza in altre prove del trofeo, stanno cercando ovviamente anche loro di prendere più punti possibili perché la stagione è ancora lunga, ricordiamocelo, siamo veramente alle prime gare, manca ancora 3 mesi, quindi può succedere di tutto. Subito dietro abbiamo Butober, Hauck e Marescutti che stanno inseguendo, mentre andiamo a scorrere poi, questi sono ancora gli juniores, andiamo a scorrere le donne con la Giulia Dal Pozzo, eccola qua, Anna Oberparleiter subito dietro e la Judith Pollinger, quindi 2 biker e una stradista, Chiara Selva un po' più staccata, idem per Paola Maniago, mentre negli amatori della fascia 2 vediamo Valentini, poi scorgiamo la maglia di leader di Flavio Zoppas, Giuseppe Dal Grande e l'idolo di casa Perini, che ovviamente in casa non può non essere lì davanti. Comincio a tifare anche per Perini, perché insomma è giusto che faccia anche, che abbia qualche soddisfazione. Guardiamo questi momenti che sono stupendi, un momento veramente quasi da, diciamo così, da documentario. Andiamo a vedere intanto Zanella, che io lo stimo tantissimo sto ragazzo, che ha voglia di farsi vedere, ha voglia di essere là, ma anche Bondavalli Io penso che quest'anno sarà una bella sfida per il Trofeo Triveneto, e sta crescendo molto stanno Bondavalli. crescendo tutti e due, stanno andando molto molto bene e poi potranno dare grosso filo da torcere a Morello Pelizzon, secondo me. Abbiamo visto dietro Butober, Hauck, Marescutti, quindi Molinari, Gobbo e Sartori, mentre Oberparleiter, Pollinger e Dal Pozzo in questo momento sono tutte insieme. Dal Grande c'è il fango, ed lo adesso vediamo, anche sfigatissimo, però fora. ha anche problemi, quindi in questo momento Che adesso le si cambia, troverà certo. a dover cambiare, a perdere anche del terreno nei confronti di Valentini e di Zoppas e Perini, mentre il duo della Bianchin Nord è lì davanti e fa gara letteralmente a sé, quindi un altro ritmo per gli, non me ne vogliono gli altri, ma insomma sono straordinari per Dal Grande, che dovrà recuperare, e comunque quando si perdono 40-50 metri, anche se recuperi, insomma lo sforzo è notevole, credo, perché nel ciclocross non è come la strada che comunque c'è il gregario che ti tira, qua ti devi arrangiare. Quello sicuramente, mi piace vedere il GS Mosole che è rientrato anche nelle categorie juniores, quindi bene. Anna Oberparleiter nel frattempo ha staccato in questo momento la Giulia Dal Pozzo, mentre Zoppas e Perini li abbiamo visti, sono lì davanti, e Renzo Valentini, occhio perché Renzo Valentini è sempre lì sta andando benino, con Giuseppe Dal Grande che sta recuperando, Judith Pollinger e Chiara Selva, quindi queste in questo momento sono le prime donne. Posso anche dire, fare un commento a Chiara Selva, che a me piace tantissimo questa ragazza, è molto giudiziosa, molto educata, cioè sono quelle ragazze che sono tipo X Factor quando iniziano, poi le trasformano, qua non si trasformano mai, qua non c'è il cambiamento, qua rimani tale e quale, e credo che sia la cosa più importante del mondo alle ragazze di rimanere quelle che sono, non puoi essere man mano per interessi un'altra cosa. Quando ti cambiano, non ti cambiano mai per te stessa, io credo, per te stesso, ma sempre per qualche interesse. Ecco, sportiamo il ciclismo, amici, perché veramente nel ciclismo non gliene frega niente che abbiano il fango sulla faccia, che vadano senza trucco, perché sono se stesse. Impariamo ad essere noi stessi, ad arrossire, anche a sporcarci, a sbucciarci. Ecco, per me l'espressione massima che il ciclocross sta esportando quest'anno e negli anni passati è proprio questo, cara. E sicuramente le donne che fanno il ciclocross non me vogliono le altre tipologie di atlete del ciclismo, ma io ho sempre detto hanno una marcia in più che altro perché sanno soffrire anche in condizioni atmosferiche come e non si quelle faranno di mai oggi. prendere dalla depressione, Ma quello sicuramente. Abbiamo visto Zoppas che in questo terreno che in teoria dovrebbe favorire Dal Grande sta cercando invece di staccarli. Ma Dal Grande si è fatto un tombino, ragazzi. Sta rientrando Chiara Selva con Judith Pollinger, abbiamo visto Bellante
poi via via tutti gli altri, mentre in questo caso vediamo il secondo gruppetto con Marescutti che sta inseguendo Bondavalli e Zanella che sono davanti, stanno facendo un po' gara a sé, Montagnier, Gobbo e via via tutti gli altri. Vedi, si cambia anche qui perché ovviamente si migliora anche poi la pedalata, la bici giocoforza si sporca e entra fango negli ingranaggi, quindi cambiare ogni tanto fa bene. Ci sono degli additivi da mettere che spingano questi? Sì, ci sono assolutamente. Zoppas, pedalata buona per lui, con da grande lì dietro Sornione, Perini e Valentini. Questi sono i primi 4. Bellante un po' staccato oggi, probabilmente il primo vero fango della stagione, sta facendo anche vedere un po' i numeri. Una dirigente Paoletta Magnago. Sì, Paola Magnago, lei è un diesel e poi su questi percorsi va anche bene, quindi è attorno alla quinta posizione. Un po' indietro la Giulia Dal Pozzo, che probabilmente soffre un po' oggi il primo fango della stagione, mentre vediamo Zanella e Bondavalli che stanno, eccolo qua, Bondavalli cerca di staccare Zanella e sfida in casa oggi, come è stato poi a Bolzano, si fanno sfida l'un con l'altro e Beppe Dal Grande lancia la sfida, dice provo, vediamo lancia il guanto della sfida. Vediamo se riesco a staccarli e la sua faccia denota veramente molto impegno, ma niente, Flavio Zoppa Ha cercato forse di staccarlo nel percorso meno adatto, perché doveva forse cercare di staccarlo dove c'era più fango. Ma diciamo che non è un fango cosa forte. vuoi? Da quello che vedo sembra un percorso molto filante, quindi Anna Oberparleiter giustamente adesso cerca di amministrare il vantaggio, lei che è riuscita per 2 giri a tenere le ruote dei master, quindi giustamente è riuscita anche ha stupito tutti. A scovare. Beh, ma Anna sta andando molto bene. Eccolo qui la vittoria di Alex Bondavalli che si prende la rivincita rispetto a Bolzano, il suo compagno di squadra Marco Zanella, quindi sarà sfida Nordway quest'anno, Bianchi Nordway per parecchie puntate, quindi poi Christian Buttò, Paolo Oberauch, Michele Marescutti è quinto, quindi volata fra Rudy Molinari e Riccardo Gobbo, Sartori all'ottavo posto e vediamo Flavio Zoppa che anche oggi riesce a battere Beppe Dal Grande, quindi ancora una volta Perini terzo, il Perini si assesta sulla sua posizione, Renzo Valentini è quarto, complimenti a Renzo. Bravo Renzo, perché guarda, è un M6, non volevo dirlo ma è un M6, quindi veramente complimenti. Bellante quinto, Dalla Libera è sesto, quindi abbiamo Borghesi, Del Gatto e Black Zoomer. Andiamo ad aspettare la vincitrice delle donne, finalmente anche per lei dopo tanti secondi posti, eccola qua, Oberparleiter che va a vincere nella categoria donne open su Judith Pollinger, eccola qui Judith. Tante tedesche, tante bolzanine si preparano per le scie. Sì, anche Giulia Dal Pozzo è al terzo posto, Siciliana fa la destra comincia anche a lavorare bene sui... Chiara Selva è quarta, quindi quinta Paola Magnago, eccola qua. Bravissima Paola. Brava Paola. Sesta Lara Torresani, la mamma della Letizia Borghesi, eccola qui, brava. Incredibile. Elena Leonardi e Beatrice Prataviera. 4-4 ti avvicini. Sì, allora oggi è andata bene, diciamo che sia venerdì e domenica scorsa ho avuto un po' di sfortuna perché venerdì ho avuto un problema con la tacchetta che mi ha compromesso la gara e domenica ho bucato e ho fatto la gara sempre in rimonta e anche per quello sono arrivato un po' arrabbiato. E oggi la gamba girava e non sono andato all'Isola d'Elbo perché non sono ancora proprio in forma, però adesso sta crescendo e mano a mano. E invece tu hai avuto un problema meccanico oppure un calo di energia? No, ho sbagliato una curva e poi sì, ho preso quei 20-30 metri che poi sono diventati un po' di più che non sono riuscito a recuperare. Terzo classificato, sei caduto, ti sei fatto male? Sì, ho spaccato il cambio e succede nel ciclocross. Però un bel percorso, duro. Sì, è bello impegnativo, con questo fango rende più difficile il percorso. Paolo, io comincio a fare il tifo per te. Io ci provo qua con 2 maestri, intanto faccio un po' di scuola. Ma ti avvicini sempre di più? Sono loro che rallentano un pochettino, io sempre uguale. Hai bucato, per oggi c'è una scusante. Sì, ho bucato, ho perso un po' il primo giro, poi ho recuperato subito, diciamo che può darsi che anche senza la foratura il risultato finale fosse lo stesso, ce la siamo giocata come anche domenica scorsa e chissà che prima o dopo riesco a spuntare anch'io un'altra volta. Tu voli? Volo, gli altri non sono da meno certamente, diciamo che oggi ho fatto tanta fatica perché davvero è stata dura, bravi gli altri e bravo anch'io.
Beh, insomma, fossimo una marca di calze, che gambe! Queste sono le gambe del ciclocross. Sì, infatti, sono le gambe dei ciclocross, quello che ci piace, quello dove noi ci divertiamo. Voi siete naturali, non è che poi dopo cambiate. X Factor, avete visto, sta sfornando prima le ragazze normali, poi cambiano. Voi no? No, noi siamo sempre così. Sempre uguali? Sì, sempre così. Oggi una bella vittoria la dedichi a Elenia che oggi ha disertato. Speriamo che anche lei vince, no? Così possiamo andare tutte e due forti. Ben rientrati in studio, amici sportivi. Sì, ma non vale, perché la puntata scorsa mi hai messo il fuori onda, oggi non mi tagliate l'errore. Ma ti volevo chiamare Heidi Lazzaro, cosa vuoi di più? Heidi ma dimmi, Lazzaro. ma t'hanno... Sì, Dai, ti assicuro che anche ad Assisi sono venuti lì a dirmi ho visto che eri vestita Voglio da sapere da Supiro. dove. Anche dalla Puglia, ci Dai, guarda. la Puglia, mia amata Puglia, dai. Sì. E cosa hanno detto? No, che hanno visto che se mi vesto sempre così, ho detto no, non mi vesto sempre così, era la puntata così. No, ho capito. A Orsago non ci sarai? Non lo so, adesso sto decidendo in questi giorni. Ho capito. Allora, il fatto che alcuni vanno al Giro d'Italia a noi non fa altro che piacere, semmai è il Giro d'Italia che ha avuto dei problemi con il Trofeo Triveneto, io credo, anche a livello di date. Perché credo che alla fine se si unisse tutti quanti su intorno a un tavolo e decidere facciamo un calendario anche non soltanto Triveneto, perché no? Di tutta Italia. Alcune gare fanno parte del Trofeo Triveneto, quando c'è la gara del Giro d'Italia tutti si riuniscono e danno una mano a tutti, però ci andrebbe anche un po' più di, credo, di pragmatismo da parte di alcuni sponsor. Ti faccio questa domanda perché se io faccio una pagina pubblicitaria sulla bicicletta e sono tal dei tali, non vado a dirgli a quello della bicicletta se c'è lui non vado io. E invece in questo caso è successo. Non vogliamo dare i nomi delle aziende, no. In questa azienda no. In questa trasmissione sono tutti liberi e hanno detto fate quello che volete perché è giusto che sia così. Però perché si prendono questa licenza dove c'è veramente il tessuto importante, il tessuto che muove il ciclismo? No, e quello che quest'anno un po' mi dispiace è che ci sono meno concomitanze rispetto agli anni scorsi, è già positivo. L'ultima è quella di Orsago, mi pare. L'ultima, c'erano due principalmente, quella di domenica scorsa che vedeva però comunque, e secondo me ci stava, due località agli antipodi, perché l'Aives è sud... Nord-est, l'Aives? Sì, scusa, nord-nord, sul molto Tirolo nord, stavo dicendo, sì. quindi Alto Adige, e invece Assisi è Umbria. Quello che mi lascia un po' così è domenica, perché domenica Orsago e Brugherio stanno a 250 km. Il fatto è che, il Giro d'Italia cosa serve? Perché magari lo diciamo anche per chi magari vede questa trasmissione ogni tanto, non è molto avvezzo di classifiche, eccetera. Ovviamente il Trofeo Triveneto sono delle gare regionali, quindi dove ci sono gare regionali non vengono assegnati i punti top class, che sono i punti che fanno sì poi per la formazione delle griglie al campionato italiano. Un po' come la Formula 1, ci sono chiaramente le prove per danno assegnano la propria... In questo caso per l'assegnazione dei punti top class ci sono i campionati regionali, ma non quello veneto, e adesso spiegherò il perché, le gare nazionali come quelle del Giro d'Italia e le gare internazionali come FAED Oderzo che è dentro il Trofeo Triveneto. Ovviamente tutte le categorie cercano di tirare su un minimo di punti, quindi è normale che quando c'è la possibilità e ci sono delle gare vicino la gente va a fare le gare nazionali. E l'atleta va anche perché poi dopo nella griglia di partenza della gara dopo è un po' più avanti e l'abbiamo sempre detto che nel ciclocross partire davanti conta. Allora vogliamo spiegare a coloro che non sanno di ciclocross, quando vediamo le partenze del ciclocross non è che sono tutti esagitati che c'è la banana da andare a prendere, partono in sprombattuto perché mi pare che se tu prendi la prima curva, un po' come la Formula 1, in testa riesci o si riesce a restare davanti. Succede così? Sì,
Anche per te sogneresti di arrivare lì primo per poterti governare la gara, Riccardo. Sì. Avete capito questo che è un po' diverso? Sì, è quello che conta, se ti lasci scappare subito il gruppo all'inizio, dopo non riesci più a riprenderlo, chiaro? Esatto. Allora, capisci ben che a un campionato italiano, quando ci sono 60-70 allievi, quello che parte ultimo, poveretto, può essere Mandrake, ma non è che può saltargli davanti. Questo lo diciamo anche perché... Questo serve. Allora, chiudiamo il cerchio. Certo. Cosa succede domenica? Domenica succede che, essendoci una concomitanza, in teoria il campionato regionale non doveva essere assegnato a Dorsago. È rimasto assegnato a Dorsago, quindi assegna una maglia, però non assegnerà i punti top class. E questo è scritto, non è che lo so. Ma gli organizzatori di questo sono contenti, gliene frega niente? Non lo so. Però io questo non lo so, noi riportiamo quello che c'è scritto nel sito della federazione. Certo. Quindi la gara vale come assegnazione della maglia rossa di campione regionale Veneto, ma non dà punti top class, punto. Quindi nella griglia eventuale della settimana dopo non conta nulla. Cioè, conta per il trofeo Triveneto classico. Ho capito, ce ne dispiace, per cui adesso andiamo a vedere. Tanto volevo fare i complimenti a Dal Grande perché è stato sfigatino, però è andato avanti. Però vedi, è il temperamento dei crossisti. Zoppa nessuna pietà. Questa sfida è sempre più cattiva. Io tifo Perini, scusami Zoppa, scusami Dal Grande, però adesso un po' Perini bisogna cercare di tirarlo. E io voglio fare bravo anche la mia gemella diversa. Che è stata forte. È andata forte. Molto forte, molto bene. A me è mancata la Nicoletta Bresciani però. Che era in Svizzera, quindi anche lei sta cercando giustamente, sta andando forte ed è giusto che anche competa con quelle di un livello un po' più alto. Le perdoniamo perché se va in Svizzera, perché lì forse guadagna anche qualche soldino. E prende anche punti internazionali per fare di Oderzo. È un po' come è successo a Franzoni, vorrei poi sentirlo un domani Franzoni. Ma l'abbiamo invitato e vedrai che verrà prima, appena si libera dai bimbi arriva. Allora, senza aver fatto danni, che nessuno si sia offeso, perché poi si sono offesi, vabbè, che ci possiamo fare. Noi andiamo a dire quello che è alla fine, non è che stiamo facendo delle grandi... Dovrebbe essere il lavoro dei cronisti, dire quello che... Noi riportiamo quello che è. La cronaca. Esatto. La cronaca andiamo adesso... a vedere la fascia 1 e gli Elite Under 23. Via la clip. Che goro. Di nuovo a Lives, zona sportiva Galizia, 7° trofeo città di Lives. Oggi partiamo, in questo momento partiamo con l'ultima gara, quindi Elite e fascia 1, una sorta di Open. Beh, insomma, abbiamo 2 testi di serie, intanto ciao anche a Gianni Del Santo, è contento che è l'ultima gara, però c'è da dire, qua abbiamo Carmine Del Riccio che mantiene fede e per lui il trofeo Triveneto importante, noi siamo con lui. È un grande Fruet, tifo Fruet quest'anno perché si è impegnato, si impegna e vuole, e non ne sta mancando neanche una. Esatto, Martino Fruet che sta cercando la vittoria e questi suoi ennesimi secondi posti nel ciclocross, ormai probabilmente l'hanno stufato e oggi è un percorso per lui, è un percorso dove bisogna saper anche guidare, spingere e sta avendo un ottimo periodo di forma, quindi sicuramente... Qui un biker se la può cavare. Sì, qui un biker se la può cavare sicuramente. E questo, scusami, una parentesi, io ho le mie simpatie, lo sai, però per Tabotta io divento matto. Esatto, guarda, bravo. Mi piace vedere qui Maurizio perché doveva essere solo solo la gara di Buia, invece lo stiamo vedendo anche in altre gare. Speriamo che venga sempre. E speriamo che venga sempre perché serve poi, anche al ciclismo, lui che insegna ai ragazzini. È un modello. È un modello per il ciclismo. Abbiamo visto Caldart, Ciano Rosolén che ci segue sempre. E via via tutti gli altri, mentre eccolo qui Fruet con Casanova e Del Riccio e Moleta stanno cercando ovviamente di staccare gli altri. Oggi Vider con la sua mountain bike, non siamo a Bolzano quindi fa un po' più di fatica perché ci sono dei pezzi dove bisogna anche scendere, però anche questo ragazzo è un pesa amatore, di più una mountain bike, quello sicuramente. Poi in questi percorsi ovviamente quando c'è anche magari da scendere, da saltare le tavole, uno che ha la mountain bike fa un po' di fatica. Ma cara mia, ma qua c'è un Del Riccio che vuol tenere botta a Fruet, ma Carmine ha una pedalata che insomma non è indifferente, sicuramente oggi è uno dei pronosticati. Io penso che le sue vittorie ormai sono di dimostrare ogni giorno, ogni gara di essere lì davanti, quindi Tabotta molto, molto buono la sua prova oggi, secondo dietro a Del Riccio, è subito lì quindi non è che sia tanto più indietro. Caldart in questo momento è il terzo, mentre Vider in questo momento con la sua mountain bike, come abbiamo detto, è il quarto. Eccolo qui Carmine Del Riccio ancora che sta cercando di staccare Martino Fruet, ma Martino è lì guardingo e sicuramente oggi vuole l'assoluta. Qua c'è qua un attacco di orgoglio, dice no caro, tu questa volta non mi freghi, io voglio arrivare primo assoluto. Esatto, anche perché giustamente anche per Martino sono nuovi stimoli, lui che veramente ogni stagione la interpreta sempre al massimo anche nel mountain bike, quindi
questo ciclocross fa bene agli atleti nazionali della mountain bike, venite a fare ciclocross perché vi serve. Ovviamente non si può fare tutta la stagione perché poi avete degli altri obiettivi, anche Martino poi si fermerà più avanti, però nel frattempo è qui a dar spettacolo e ben venga. Voglio spendere una parola anche per Simone Casanova, che è al primo anno, quindi ha avuto anche la possibilità lui oggi di fare un'ottima prova. E queste Tanto mele, un omaggio alle mele. un omaggio alle mele, perché siamo nei meleti bellissimi del Sud Tirol, dove si producono le eccellenze per questo tipo di frutta, e vediamo ancora una volta questo tratto tecnico dove c'è parecchio fango, però rispetto ai ricordi che ho dello scorso anno sicuramente quest'anno è andata veramente molto C'è meglio. andata di lusso. Tabotta in questo momento è ancora secondo, Caldarte è terzo, e anche Caldarte sta lottando per questi punti del Trofeo Triveneto, perché dietro del Riccio la sfida è molto aperta. Che immagini però. Che immagini, veramente. Gianni Dal Santo, bellissimo, la prima neve in montagna. Esportiamo anche questa, perché esportiamo anche al questa. sud si fanno il bagno, qua si sciera. Fra poco sì, ma siamo anche in novembre, quindi è anche giusto che ci sia, sarebbe strano se fosse sempre caldo. Eccolo qua Martino Fruet che è già davanti, lui che finalmente, dice finalmente, primo. Grande. Martino, una bella vittoria oggi. Andiamo a vedere subito chi è il secondo. Grandioso, il secondo grandissimo. assoluto, eccolo qua, è Carmine Del Riccio, che va a vincere tra gli amatori della fascia 1, sempre più leader di questa categoria. Carmine, aspettiamo Carmine anche a livello nazionale, saprà fare veramente bene. Casanova, grandissimo anche lui, è il secondo assoluto per l'Open, però è anche il primo Under 23. Qui abbiamo Tabotta che è il secondo della fascia 1. Bravo Maurizio, e vieni più spesso perché ti aspettiamo. Andiamo a vedere poi chi sarà il terzo, eccolo qua, Daniele Caldart, terzo della fascia 1, Cipriano Gottardi. Una piccola copertina per lui sarà poi la clip che esporteremo. Esatto, è qua, Cipriano Gottardi, lui non manca mai, grande Cipriano. Chi ha conoscenza del... Get down, 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 get down. Ben rientrati in studio amici di Scratch. Allora, siamo quasi alle fasi finali. Abbiamo visto questa gara, io faccio un complimento a Fruet, il quale finalmente, sono contenta. E spero tanto che sia lui, che Tabotta, l'abbiamo detto in cronaca, continuino a venire perché gratificano e onorano questo Triveneto, al quale io sono onorato di poter fare le immagini, e tu sai che lo faccio anche in maniera giocosa, nel senso che mi piace farlo. Perché reputo le persone attorno a questo Trofeo Triveneto, tutti, persone che hanno a cuore qualcosa, e a me questo piace. Voglio nominare Christian, perché non voglio farlo alla fine con le lacrimucce, che non me ne fregavo un tubo, ma Christian è uno di quelli che si sbatte parecchio, viene là e tante volte prende parole e non guadagnano nulla. Lo fanno proprio perché hanno piacere, un po' come diceva prima Moreno, perché hanno gente che si prende cura di loro. Esatto, e Alessandro Bigliani, insomma tutto il gruppo che tutte le settimane è lì per dare un servizio, e ripeto, sono sempre più fiera di essere dentro questo gruppo perché mi piace come stiamo lavorando. Perdonateci se ogni tanto facciamo degli errori. E guardate che io ho una trasmissione che andrà in onda anche il prossimo anno a carattere nazionale, e non vorrei mai che qualcuno, sai, quando è bello alla gente piace un po' rovinare, no? Quando sono le cose che funzionano, quando non ci sono diatribe, quando non ci sono delle liti. Succede spesso anche, penso, nelle classi, quando c'è un gruppetto che funziona, c'è forse qualcuno, funziona così? No, perché ridi? No, è vero? Che boia, guarda. Una volta che volevo parificare tutto quanto, invece nel ciclismo succede spesso, a me questo preoccupa e spiace. Quindi saremo attenti ad analizzare, e vorremmo tanto che il prossimo anno il Trofeo Triveneto andasse di nuovo in onda. Non mi interessa con quale veste, l'importante è che vada in onda, perché questi ragazzi hanno bisogno di fare qualcosa, perché non è vero niente. Allora, facciamo un discorso, proprio, scusami. Prego. Da ottobre arrivare a gennaio, ci sono ragazzi, li abbiamo visti, di 12 anni, 11 anni, 15 anni, 16 anni,
che se non fanno ciclocross è inutile che poi ci mettiamo a ridere, cazzeggiano tutto il giorno. Scusate, vanno a giocare nelle case di gioco che sono diventate legalizzate, che sono veramente qua. Cazzeggiano, fanno cannone. Non esiste. Vabbè, ma no, cioè non sta a generalizzare ogni No, volta ma questa storia. l'opportunità Capisco, però è che fanno qualcosa. sì, però il ciclista non è che tu vai a mescolare il ciclista con il ragazzino che non fa sport. No, ma Il se non ragazzo gli dai che fa opportunità. sport, sì, ma questi qua fanno sport. Ma sì, ma se non gli dessi questa opportunità, voglio dire, uno per uno, se non ci fosse il ciclocross, cosa fareste da ottobre a gennaio? Rulli? No, dimmi. Farei lo stesso, beh adesso facendo il ciclocross sono stato fermo da settembre, quindi avrei finito la stagione su strada e dopo avrei fatto... Non sto dicendo che tu vai a giocare a carte, alla bisca, voglio dire, non ho sì, detto, sì. non è, però è un'opportunità che vi danno per fare qualcosa che a voi piace. Sì, io mi diverto poi a fare il ciclocross, quindi... Se non ci fosse quello, forse andresti, un sabato sera andresti forse anche, non so, in discoteca. Sì, ad una festa si O può ad una festa. Una birra in più te la potresti pure bere, Birra, no? hanno 16 anni. Vabbè, perché non la bevono a 16 anni la birra? Mai bevuta una birra in vita tua? L'ho bevuta la birra. Mica sono pallisti. Perché è questo che voglio far capire, non aveva mica niente a me. Ma loro che fanno sport non hanno mica problemi. Infatti. Ma coloro che non fanno sport perché non hanno nessuno che gli indica come fare lo sport, potrebbe essere che in questa trasmissione ci sia uno È vero, che guarda. che guarda e dice, finalmente ma viene- io sabato sono andato a quella festa, il giorno dopo ero pieno di mal di testa, ero rincoglionito, ma perché non mi faccio una domanda? Ma perché? Potrei non farlo? Esatto. È vero o non è Sì, vero? è vero. Poi passo anche per Pirla, vabbè, dai, sei quasi in chiusura. Sono quasi in chiusura, che dirvi? Beh, intanto volevo solo dire una cosa. Prima vittoria in Italia di Enrico Franzoi, che la vediamo, e terzo posto di Thomas Paccagnella. Che grande Il soddisfazione. Paca, il mio compare, mi ha dato una soddisfazione Allora, enorme. noi diciamo, Enrico, qua, Enrico lo invitiamo, e anche Thomas, ma Thomas arriva quando presentiamo Fabio Derzo con tutti gli sportivi del Ponte, perché li vogliamo tutti, perché è una squadra veramente bellissima. internazionale, quella che sbrega in Italia è l'unica, c'è una delle più grandi. Esatto, Fa- ci saranno anche tanti stranieri a Fabio Derzo e Baratin sta lavorando molto bene. Stiamo lavorando anche per scrivere all'estero, quindi state aggiornati che verrà una bella gara. E detto questo, io vi saluto, domenica c'è Orsago e tutti ad Orsago. Per gli orari, Per gli orari guardate www.treviso.mtb.it o la pagina Facebook del Trofeo Triveneto di gli Ciclocross. orari, le uscite dell'autostrada, la statale, tutto quello che c'è. E quant'altro, esatto. E quant'altro mi è piaciuta. Amici di Scratch, per questa puntata di tutti io ringrazio Riccardo, Moreno e l'amico Andrea. Grazie a voi. Domenica ci siete? Sì, sì. È uno spacco, al grugno, Buonanotte. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.